questa è Cesare, una giovane promessa dello sci mondiale. È davvero campione, non beve, non fuma e non va a donne. Cioè, diciamo che non fuma e basta. Dai, un po' più efficaci sti salti! Su, su! Alzarsi un po' di più! Lui è Chicco, il nostro allenatore. Ed è, come si può facilmente intuire, uno dei più grossi rompiballe d'Europa. Un po' meglio di piede! E dico solo Europa, perché l'America la conosco poco. Un po' più veloci! Dai, dai, dai! Questo è Poch, cieco come una talpa. Se si toglie gli occhiali rischia di confondere il commissario di gara con uno ski lift, cosa peraltro che gli è già successa. Più veloci, veloci! E questo è Marco, il bello del gruppo, uno dei più forti. Dai, dai, Micio, dai! Questo invece sono io, obiettivamente il più forte, il più bello e il più simpatico della compagnia. Me lo dico da solo perché non me lo dice nessuno. Ah, mi chiamo Micio. Questo invece è Rolly, e come direbbe Zeno Colò, è talmente bischero, ma talmente bischero che se ci fosse la Coppa del Mondo dei bischeri arriverebbe secondo, perché è troppo bischero per vincere. Tutti insieme facciamo parte della nazionale di sci, che orfana del grande campione appena ritirato dalle scene, cerca di mantenersi valanga e prepara agli ordini del rompiballe di cui sopra l'anno primo di G, cioè dopo Gustavo. Solo che mentre Rolly, il bischero, e gli altri Bocia, sì, gli sconosciuti, ci danno dentro per fare i primi della classe, noi, cioè Marco, Poch, Cesare e io, i 4 cavalieri dell'Apocalisse, tiriamo spesso a fare sega agli allenamenti e a sganciarci per andare a caccia di farfalle. Di farfalle si fa per dire. O per andare a far baracca in discoteca, eventualmente con le suddette farfalle, se magari siamo riusciti a rimorchiarle. Una ragazza come te non dovrebbe andare in giro così svestita. Fa male alla salute? Sì, ma di chi ti sta vicino? Che fai dopo? Vado a letto. Ah, c'è molta gente o c'è posto anche per me? A cosa pensi? A quello che pensi tu. Buon gustaia. Io ho uno splendido letto a 3 piante, lo volete provare? Ma dai, che scemo che sei. Vi faccio uno sconto comitiva. Ah beh, allora. Tutte e due, ma come fai a distinguerle? E che bisogno c'è di distinguerle? Non è mica come in gara. Qui dove caschi, caschi bene. È chiaro che nella nostra turbolenta vita ogni tanto ci imbattiamo in problemi di ordine finanziario. Ma è altrettanto chiaro che con la nostra scatenata faccia tosta, bene o male, riusciamo a superarli. Bene o male. Offro da bere a tutti, valtellina e grumello, come se piovesse. Forza amici, tenetemi compagnia. Forse questo sarà il mio ultimo brindisi. Non lasciatemi solo prima di battermi. Perché si batterà? Come un leone e sarà durissima. All'ultimo sangue. Cacusta, non cacusta. Un altro giro prima della grande battaglia. Ma di quale battaglia parli? Quella che ci sarà tra poco tra me e lui. Questa schifenza di cena, io non la pago. È inutile che faccia lo spiritoso. Se non regolo il conto sarò costretto a chiamare la polizia. E pensa che i poliziotti paghino per me? Ok, d'accordo, non facciamo storie, paghiamo. Quant'è il conto? 8 fa. È troppo, la metà. La metà di che cosa? La metà di quello che voleva chiedere. Sono 400.000. La metà è 200. Impossibile. La metà, non una lira di più. E va bene, 200.000, basta che sparite. La metà. La metà di che cosa? Di 200.000. Ma è matto. La metà della metà. La metà ha un corno, vi faccio dare una lezione a tutti adesso. Fuori non voglio storie nel mio locale. La cena ve la regalo io. No, questo no. Come? Non la volete neanche in regalo? No. Vogliamo anche un paio di bottiglie. Champagne ghiacciato. Un paio di bottiglie. Almeno il doppio. Pensaci tu. È lui che non vuol pagare il conto. Sì, perché? Cavolo! Che ora è? E ti frega, tanto cambia ogni minuto che passa. Se ci becca il rompiballe, stavolta ci massacra. Ma no che non ci becca, passiamo dalla finestra. Ci mancherebbe anche lui, dopo quel casino all night. Però è stato divertente, eh? Ragazzi, piovevano sberle come se nevicasse. Che annata. Un raccolto di botte così non si era mai visto. Dai, ce l'abbiamo fatta. Buonasera. Abbiamo sbagliato camera. No, non hai sbagliato camera.
Ti stavo aspettando. E aspettavo anche gli altri. Finalmente vi siete degnati di rientrare. Ma vi sembra questa l'ora? Dove cacchio credete di essere? Ne ho piene le balle di voi quattro, è chiaro? Ok, scusaci. Sai quanto me ne sbatto delle vostre scuse? E allora sparaci e facciamola finita. Basta, Marco. Avete sbagliato e lo sapete. Quest'anno va tutto storto. Ma si può sapere che cavolo vi succede? Niente. È che siamo stanchi. Sono 2 mesi che Chicco ci sventra. Veloci su quelle ginocchia, saltare, decisi, spingere. E la Madonna, ragazzi. Basta, Marco. Sei ciucco duro. Sì. E ti capita sempre più spesso. Ma perché? Bevo per dimenticare. Gustavo? Gustavo non c'entra. Gustavo non c'era stasera. Io lo so che non c'era. Ma tu? Tu, Marco, lo sai? Adesso lui non c'è più. Dovevate essere voi a tirare avanti la squadra. Invece gli allenamenti vanno male. I test fanno pena. Mi dispiace, ragazzi, ma io vi sbatto fuori squadra. Ancora un'altra cosa. Non fatevi vedere dagli altri ridotti così. Fate schifo. Siamo caduti in basso a tempo di record. Siamo discesisti. Se ci fosse ancora lui, questo non sarebbe successo. Ciao. Ciao. Mi fa piacere vederti. E gli altri come stanno? Come al solito. O forse un po' peggio. E tu come vai? Vado, Sempre in forma, eh? come uno che scia la domenica. I riflessi ce li hai ancora, però. Quando ci sei te in giro è sempre meglio tenere gli occhi aperti. Che cosa vuoi, Marco? Allora? Che cosa vuoi? Non mi hai ancora risposto. Perché non torni in squadra? No, il passato è chiuso. Ormai sono vecchio. Vecchio? Certo, eri con Mosè ad aiutarlo a separare il Mar Rosso. Anzi, eri il suo figlio preferito. Cristo, Gustavo, non hai ancora 30 anni. E vuoi mollare quando puoi essere ancora il numero 1 e mettere in fila tutti quelli che sbavano sulla coppa? Certo, ritornare è una tentazione. Ma poi è solo tristezza. Che c'è? Hai paura di rovinare la tua immagine? Vuoi restare nella leggenda? Eh? Questo vuol dire essere vigliacchi, Gustavo, e tu lo sai. Ma dove vai che ti sto parlando? Aspetta! Devo dirti un'altra cosa! Gustavo! Abbiamo bisogno di te! Ci sbattono fuori squadra! Marco! Sei una carogna! Buono sto miele, che cos'è? Rododendro. Se glielo chiedi tu, magari ti dà retta. E questo cos'è? Fiordaliso. E perché proprio io? Lo sai che Gustavo ha un debole per te. Una volta ce l'avevi anche tu. E ce l'ho ancora se è per questo, ma so capire quando arrivo secondo. Il primo è il primo, il secondo è nessuno. Marco, sei una carogna. Ah, vedo che si è sparsa la voce. Allora, glielo chiedi? No, non ci penso neanche. Io non gli dico di tornare a correre, perché me ne sbatto di avere un campione.
Io, se devo mettermi con uno, voglio un uomo che stia con me e non uno che se ne va in giro 12 mesi l'anno con la fissa di vincere, vincere, con l'angoscia di quando non vincerà più. Ok, non ti scaldare. Fuori, o ti riscaldo quella faccia da schiaffi. Quando ti arrabbi sei ancora più bella. Fuori, ho detto. Agli ordini. Bombardano cortino. Alla salute! Lo senti? Che cosa? Il silenzio. Mio padre diceva che la neve va sempre accarezzata, non bisogna ferirla mai neanche con gli sci. Perché siccome non si può sapere se ha un'anima, se la ferisci c'è sempre il rischio che si vendichi. E tuo padre non ti ha insegnato che anche le donne hanno un'anima? E che c'è? Di la verità, ti costa molto tornare a essere uno come tanti. Ma io non sono uno come tanti, io ho te. Dai, rispondi seriamente. Beh, sì, un po'. Senti, è vero che i miei capelli hanno il colore del grano? Sì, E è vero che ho dei begli occhi? sì, E che quando sorrido è come un raggio di sole che squarcia le nuvole? sì. E che stare con me è come un anticipo di paradiso? Beh, sì. Oh, Gustavo, che cose meravigliose sai dirmi. Sono 2 ore che è lì dentro, ma che cacchio sta facendo? È tutto pronto. E se la prende a male? Cosa vuoi? Che la prenda anche bene? E se non ci sta e ci sputtana tutti quanti? No, Gustavo crede in poche cose, ma una di queste è l'amicizia. Eccolo, dai! Dai, dai, dai! E così, signori, Gustavo Töni torna a correre. Ti accomodi. Non lo sapevi, Per eh? forza. Ed eri d'accordo. No! Gustavo, abbiamo bisogno di te, la squadra si sta sfasciando. Perché il problema oggi è trovare l'uomo guida, cioè l'uomo che sappia dare l'esempio. L'uomo che sappia trascinare i giovani e tenere insieme soprattutto i vecchi. La vecchia guardia si accascia, ma non si arrende. Non ce la facevi a starne fuori. Non potevi farne a meno. Ma che cos'è, una droga? Ma ti giuro che è l'ultimo anno questo. Ci credo, ci Io credo. lo so, sai, Che cosa? che sei il più forte di tutti. Dai, attacca, vinci. Meno male che c'è qualcuno Allora che ancora tieni ti le tue crede. poesie. E tu no? Ma come faccio a crederti se prima dici una cosa e poi Ciao fai il Gustavo, come va? Bene, Mi grazie. raccomando, pensaci tu che sennò questa valanga diventa una frana, eh? In bocca al lupo. Grazie. contrario. L'avevi già detto l'anno scorso, con le gare ho chiuso e adesso ci risiamo. Io l'avevo detto, ma gli altri non erano d'accordo. Ma io sto con te, Gustavo, non sto mica con gli altri. Vorrei ben vedere. Quello che ti vuol bene sono io. Che cosa hai detto? Che cosa ho detto? Che mi vuoi bene. Ma ti rendi conto? È la prima volta che me lo dici così, dritto dritto. Scusa, ma mi devo essere distratto. Ma io ti strozzo a te. Forza su quelle gambe! Dai, 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 dai! Su, via così! Vabbè, dai, forza, ti
ricomincia da capo! Forza, dai! Ah, ti piaccia, dai! Gambe, gambe, gambe! Dai, 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 dai! A ricominciare! Vai! Muoversi, muoversi! Siete delle pappe molli! Ale! Vai! Vai! Forza! Dai, muoversi! Giù, giù! Forza, vai! Vai! Vai, 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 vai! Su, attacca! Dai! Attacca! Venite su alla svelta, dai! Su, tornate al gabbiotto! E muovete quelle gambe! Su, su alla svelta! Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo per niente! Non si può far tornare Gustavo a correre e poi beccare 3 decimi su 3 secondi! E in una porta, Poch, in una porta ti ha dato 3 decimi! Non puoi farla così, sta partenza! Non si può, ragazzi, non si può! Non è possibile, Marco! O ti metti a sciare come si deve o altrimenti piantala lì! Vai a scopare il mare! Anche tu, Poch! Prova col sci nautico! È l'unica cosa che ti resta da fare! E la stessa roba vale anche per te! Anche tu, Cesare, stai lì piantato sugli sci e non attacchi assolutamente! Sei una pappamolla, ostia! È inutile organizzare questi casini per far tornare Gustavo se poi non si è capaci di spingere! Bisogna farli andare questi sci! Ehi! Non ci siamo così, non ci siamo! Vermetici, gerontofili! Riproviamo queste partenze, ma voglio vedere che ci date dentro, è chiaro? Fra i tuoi compiti non ci dovrebbe essere anche quello di tirare su il morale degli atleti? Sì, per tirare sul morale di questi qua ci vorrebbe perlomeno il carro attrezzi. Oh. Allora, Poch, hai capito? Voglio vedere una spinta decisa. E poi quelle ginocchia devono essere più indipendenti, devono assorbire meglio. Dai, aspetta. Aspetta, eh. Concentrati, respira e spingi. Vai! Ehi! Ma vai, mona! Dai! Dai, via!
boia, schifa e bugiarda, stavolta lo faccio a pezzi, giuro. Hai letto che c'è scritto? Dove? Sul giornale, dai, su, muoviti. Camadoi. Ehi, stai ancora dormendo? Ma dov'è la luce? Dai, Micio, piantala lì e seguimi. Ma come? Proprio adesso che mi aveva convinto. Ti farei convincere più tardi. Dai, sbrigati. Allora ciao. Cesare, lo so che sei con le gemelle, mollale e vieni con noi, dai. Aspetta, Marco! Senti, Pirla, sei te che hai raccontato ste boiate? Manchiamo di serietà. Sono 10 anni che diamo il fritto e tu adesso vuoi farci la predica. E poi sui giornali. È una carognata È questa. una pugnalata dietro la schiena. Sei formalmente accusato di alto tradimento. Che fai? Ti dichiari colpevole o innocente? Ma vedete di andarvela a prendere. Disprezzo della corte anche, si è condannato da solo. Fermi. Basta così. Il Pirla fa le dichiarazioni ai giornali. Io ho detto soltanto la verità. Quale? Che se non era per te a quest'ora li avrebbero già sbattuti fuori squadra. Così giovane e già così fetente. E loro magari esagerano nel credere troppo nell'amicizia. Ma tu non ci credi per niente. Lascialo perdere, dai. Non ti illudere che sia finita così, sai. Ok, da voi ne voglio 20, chiaro? Dai. Hop! 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 Giù bene! Hop! Vai, vai, vai! Subito all'esterno! Un po' più d'angolazione, avanti! E l'angolazione dov'è? Dai, dai, dai! Subito, via! Portarsi all'esterno, bene, dai, su, su, su! Decisi all'esterno, su! Veloci, veloci! Signorina, deve tenerlo al telefono almeno 10 minuti. Stasera la porto a ballare, lei è un angelo, almeno 10 minuti, eh? Monsieur, tenez au téléphone, s'il vous plaît. Monsieur, tenez au téléphone. Monsieur, tenez au téléphone. Via! Permesso? Ma insomma, scusate. Ecco la corda! Ok, sbrighiamo! Forza, dai! Ma cosa? Ragazzi, che volete fare? Ma che cacchio vi salta in testa? Oh, non sarete mica matti! Sta buono! Fermo! Ma lasciatemi in pace, che vi ho fatto? Dai, ragazzi, finiamolo con questi scherzi del cacchio! Su! Sta fermo! Giù le braghe, ti trasformiamo in femmina. Non scherzate, ragazzi, finiamolo con questo gioco, dai! Non farete mica sul serio, eh? Vedi gli scarponi? Ora li leghiamo al cordino. Quando voleranno di sotto ci sarà un bello strappo e, zac, un colpo secco, non sentirai niente. E non potete farlo, è peggio che uccidermi! Digli addio! Addio, bell'uccellino mio, che voli via! Addio! E scusami se non ti ho saputo usare. Così impari a fottere gli amici. Sbrighiamoci, se no gli si stacca prima da solo. 2, 1, go! Vai! Peccato, la corda si è impigliata sotto il piede di Poch. Se t'avessimo castrato, Gustavo l'avrebbe presa male. Ma non riprovarci a rompere. Che la prossima volta la corda non si impiglierà, eh? E arriva l'appuntamento con Kitzbühel, sulla famigerata Streif, la discesa più famosa del mondo. Fertig werden zum Start bitte. Nummer 1, 2, 3, zur Stelle bitte. Gli atleti si preparino per la partenza. Fra 4 minuti avrà inizio la gara. Siete forti, ragazzi. Mi ricordate Humphrey Bogart? Bogart non era mica un discesista. Perché, voi invece lo siete? Ma guardatevi. Se qualcuno vi volesse dare una coltellata al cuore non lo troverebbe. Per la paura vi è arrivato in gola. L'anno prossimo, invece che in montagna, andate al mare. Così, se volete fare dello sci lo fate in piano. Ragazzi, siete un disastro. Sembrate la pubblicità di un lassativo. Dacci un taglio, Marco.
Dai, concentrati. Go! 6, 7. Zur Stelle bitte. La Stylag è tutto ghiaccio, la grande S è una lastra verde. Il primo apripista è volato via, dia ai ragazzi di fare attenzione. Anche il secondo è andato lungo. Attenti all'Ausberg, butta fuori, passo. Chicco, perché non ci dai i pattini da ghiaccio? Chiediamo un rinvio. Con il sole la neve si allenta. Già chiesto, non lo concedono, esigenze televisive. Già, quelli in poltrona si divertono di più se ci vedono volare. Gli piace il rischio. Quello degli altri. Dai Marco, non cominciare a far casino. Io? Go! I numeri 4, 5, 6 alla partenza. C'è qualcuno che crede nell'efficacia della preghiera? Adesso sto giocando, ma quando scenderai tu pregherò sul serio. Attento alle ossa, campione. Anche tu. Five, 4, 3, 2, 1, go! Al primo intertempo Gustavo Toni passa in 47 secondi e 95 centesimi. Al secondo intertempo Gustavo Toni in 1 minuto, 48 secondi e 24 centesimi. Ti dico che vince. Cristo ragazzi, lo stesso tempo di Klamer! Vince! È vero, Padre Eterno, che vince. Tempo di Gustavo Teni è di 2 primi, 4 secondi e 98 centesimi. Bravo, Gustavo, sei stato grande. Bisogna dire ai ragazzi di cambiare traiettoria alla S. Chicco, avvisa gli altri che alla Hausberg c'è ghiaccio. Aspetta, faccio dire a Gustavo. Non è solo ghiaccio. Bisogna cambiare, anticipare molto la prima e tenersi larghi sulla seconda. Mi raccomando, Chicco, avvisa tutti i ragazzi, pensaci tu. Ti hanno sentito, Gustavo? Bravo, complimenti. Da qua. Non montarti la testa, Gustavo, fra poco scende uno più veloce di te, il sottoscritto, passo. Ok, avete sentito. La pista è più ghiacciata e più veloce di ieri in prova, eh? Quindi bisogna stare molto attenti a 3 cose. Primo, all'entrata della Mausfalle. Prepararsi molto bene e schiacciare decisi. Secondo, all'entrata della Stylag. Stare molto a monte, ritardare e chiudere secchi. Terzo, la diagonale dell'Ausberg. L'uscita veloce tende a portare verso il basso, eh? Stare più a monte possibile e basta. Mi raccomando, ok? Ok. Vai, una testa, eh? Five, 4, 3, 2, 1, go!
l'uscita dell'auto. È una caduta tremenda. Mandate l'elicottero. Sembra che si sia massacrato. Fate presto. Dottor Brown all'elicottero. All'elicottero, è urgente. Fate presto, è molto grave. Dai, ragazzi! Ma dove andate? C'è la gara, dovete ancora scendere! Com'è stato l'incidente? È uscito dall'Ausberg sbilanciato e non ce l'ha fatta. Non è riuscito a tenere sul ghiaccio? Ma non lo so, ho solo visto che non ce la faceva a riprendere la posizione. Una brutta botta. Pensa che sia grave? Ho paura di sì, la botta è alla schiena. Pensa che questo incidente possa pregiudicare la sua attività futura? Non lo so, ora lo portiamo in Italia, Sandalo. Ci auguriamo tutti che non sia niente di grave. Su! Gustavo, dammi il casco, va con lui. Vieni! Non lasciarmi, Gustavo. Sta tranquillo. T'aspetto al traguardo. Ma tu, mi raccomando, almeno lì dentro cerca di non fare il matto, eh? È ancora in sala operatoria. Come va? Cristo, sono 6 ore che è là dentro e non ci dicono neanche se è crepato. Se lo fosse sarebbero già usciti. Siediti e non rompere. Sarà una cosa lunga. Sono 2 giorni che siete qui, la squadra deve partire. E chi se ne frega? Noi restiamo. Quando apre gli occhi chi glielo dice? Glielo facciamo dire da un infermiere? Guarda, bello, sei vivo ma con lo sci hai chiuso. Se ti va bene potrei tornare a camminare, ma nel frattempo impara a usare la sedia a rotelle. Hai 28 anni, tornatene al paese. Ma che maestro, al massimo puoi fare il paraplegico. Ma chi cavolo ce l'ha il coraggio di dirglielo? Se fosse capitato a me, avrei voluto che fosse un amico. Sarà Marco a sceglierlo. No, aspetta, lasciamoli da soli. Che hai aspettato al traguardo. Ce l'hai fatta, vecchio buffone. Complimenti, campione. Hai battuto il record di Kitzbühel. 79 ore di coma. Hai dato un'occhiata di là, hai visto che non c'erano donne e sei tornato. No, non è mica per le donne. È che gli hanno presentato il Padre Eterno, che come l'ha visto ha fatto: figlio mio. Il tempo di dirlo e Marco era già sparito. Quello là, di solito, i figli li mette in croce. Non fatemi ridere. Ditemi invece, come sto? Una schifenza. Sei la novità dell'estate. Frullato di sciature. Sembri uno che ha fermato un treno con le gengive. Ditemi come sto.
Tocca a te, Gustavo. Allora? Beh, prima cosa sei vivo. E non è poco. Niente di più. A parte le fratture, hai avuto una lesione alla colonna vertebrale. Ci vorrà del tempo, dovrai mettercela tutta. Dopo la convalescenza farai della rieducazione. Sarà dura, ma ritornerai a camminare come prima dell'incidente. A vivere come una persona normale. E le gare? Eravamo già vecchi, Marco. Smettere una stagione prima o dopo, che importanza ha? Non è vero. Non è vero che è finita. Tu hai fatto del tuo meglio, Gustavo. Sono io che sono uno stronzo. Ho sempre saputo che questo fa parte del nostro mestiere. Può succedere, ed è capitata a me. Ma voi, porca puttana, piantatela con quelle facce da becchini. Che cazzo ci state a fare qui? Andatevene da questo posto di merda. Tornate sulla neve. Allenatevi. E domenica correte anche per me. E tu, faglielo vedere che non siamo vecchi. Faglielo vedere che non siamo finiti. Devono uscire adesso. Il padre come l'ha presa? Lì per lì non ha detto una parola. Come se non avesse capito. Poi si è ubriacato e se l'è presa col padre Eterno. Marco ha tentato di suicidarsi. L'ho saputo. Ma niente di grave, grazie a Dio, questa volta. Hai paura che ci riprovi? Quando tornerà per lui sarà tremenda, non ha più nessuno. Non è vero, a voi 4. Noi non basteremo. Anche tu dovresti cercare di stargli vicina. Mi stai dicendo di rimettermi con lui? No. Ma devo aiutarlo a ritrovare il gusto di vivere, vero? Alle volte penso che tu voglia più bene a lui che a me. Mona. La vita continua. Fa schifo, ma continua. L'americano Phil Maher, che si trovava in quinta posizione dopo la prima manche, ha ottenuto il secondo miglior tempo. L'italiano Poccia Antonioli, in evidente ritardo al primo intertempo, ha clamorosamente sbagliato la parte alta del tracciato, rendendo inutile l'exploit realizzato nella prima manche, che lo aveva visto piazzarsi al quarto posto a soli 60 centesimi di secondo da Stenmark. Abbiamo così avuto, se ce ne fosse stato bisogno, un'ulteriore riprova di come sia lui che gli altri atleti azzurri non gradiscano sciare su neve fresca, preferendo invece un fondo ghiacciato più duro e più veloce. Malgrado la sua irruenza, nella seconda parte del tracciato, Poccia Antonioli si piazza per ora al 16° posto nella classifica generale.
sta scendendo Gustavo Teni. Gustavo deve migliorarsi molto rispetto alla prima manche per poter sperare in un buon piazzamento. Signorina, glielo chiedo ancora con gentilezza. Per favore, vuole togliersi dalle balle. Alto il suo primo intertempo a conferma delle sue precarie condizioni di forma. Evidentemente le 3 porte piuttosto angolate e sistemate nella parte alta del tracciato, subito dopo la partenza, non gli hanno fatto trovare il ritmo migliore. (2:52,44) la somma complessiva dei tempi di Gustavo Teni, che vede l'atleta azzurro ora in 19ª posizione. Con il numero 11 sta scendendo ora Stenmark, gran favorito di questa gara. Ancora una volta Stenmark conferma i pronostici che lo volevano trionfatore qui all'Ax. 2:49,51 la somma dei tempi delle 2 manche per Stenmark, che conserva così il primo posto. Gli azzurri non sono riusciti neanche Signorina, oggi faccia stare a zitto quello inserirsi, stronzo. non dico in Spenga. zona medaglie, ma nemmeno tra i primi 10. È sveglio, gliel'avevo detto che era sveglio. Un permesso, sorella? La suora non voleva farci passare. Continuava a ripetere, è tardi, ma io le ho risposto, non per amarci, cara, e l'ho baciata. Voleva denunciarlo per oltraggio ecclesiastico. Ci ha pure beccato la fiaschetta. Che è? Abbiamo portato a Marco un po' d'acqua delle nevi, sorella. Ma questo è graspa! Mi sono buttata in ginocchio e miracolo, miracolo! E voi vi siete fatti 300 chilometri per venire qui a raccontarmi ste stronzate? Anche oggi avete fatto schifo. È già la 3ª gara che sbagliate. Beh, può succedere, ma vedrai che la prossima volta... Farete ancora più schifo. Ma dai, noi con gli sci ci facciamo quello che vogliamo. Allora metteteli via. Vi ho fottuti io, mi dispiace, ma vi ho fottuti. Che cacchio ti salta in mente adesso? Prima almeno qualcuno vinceva. Adesso si perde tutti quanti. Tu torna in piedi e giuro che ti vinco la coppa. Certi traumi ti restano dentro. È finita. Devi smetterla di bere. Cosa? Devi smetterla di bere. Ma una tirata di biberon distende. E ti fa dormire? No, ma almeno mi rende felice di essere sveglio. Da stasera sei astemio. Micio, tu pensa a Poch. Agli ordini, signor capitano. Contento adesso? Poch, c'è un telegramma per te. Tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e la nonna stanno venendo qui. Vengono a farti compagnia. Desidera? La moto. E io vorrei fare una parola, le sue valigie, se permette. Sa, la nonna di Poch, gelosa, se la trova qui, la nonna. Bambola, cosa succede laggiù? Insomma, si può sapere chi è? Un tuo amico. Dice che tu hai dei problemi con tua nonna. Con mia nonna, ma sei morta in guerra sull'Adamello. Fuori tu e non rompere le bale. Ci siamo? Ma che cacchio volete ancora? Spiacente Poch, ma c'è un trasloco in vista. Ehi, non si può più neanche fare i romantici in pace. Adesso no. E le tue gemelle allora? Già mollate. Ehi, no, aspettate un momento, solo 5 minuti. No. Ma perché? Perché sei fuori forma. Chi l'ha detto? Tra 10 giorni riportiamo a casa Marco. E fra 2 settimane c'è la gara a Bormio. Dobbiamo vincere. Discesista dentro il letto sugli sci fa ginocchietto. Il suo tempo fa difetto se s'allena al reggipetto.
Basta, Gustavo. Non ce la faccio più. Se crepo mi fai riposare. Risparmia il fiato. Cosa vuoi che risparmi? L'ha speso tutto. Dobbiamo darci dentro. Se vinciamo noi, vince anche Marco. Forza. Sai la novità, Marco? Gustavo ci ha proibito le donne. Ma ti rendi conto? Ci ha negato perfino queste piccole gioie quotidiane. A finire che lo regalo alla scienza, tanto non lo uso mai. Oh, non ti preoccupare, non è una gran perdita. Oh, ma che hai? La passione per le montagne russe? Sta strada fa proprio schifo. In quanto a schifezza, neanche tu scherzi. E a te non ti si può aggiustare. Ma la bellezza passa, e la bruttezza è quella che resta. Comunque smettetela di sfottere oppure faccio come Orlando a Rocisvalle. Perché? Che fece? Ruppe a tutti le balle. Se è per questo a uno le hai già rotte. Ma dai, come ai vecchi tempi, Marco. L'unione fa la farsa. Ora fa solo pena. Sta di fatto che noi continuiamo a non vincere. E Marco di progressi non ne fa mica molti. E per noi, che poi in fondo siamo solo degli sciatori e non degli psicologi, diventa sempre più difficile trovare qualcosa che lo renda allegro e che lo faccia tornare almeno con l'umore quello di una volta. Siamo solo capaci di stargli vicino, tutti, e il più possibile. E a volte sembra che serva, ma altre volte invece ti accorgi che non serve proprio a niente.
c'è un casino infernale. Il parroco ha anche dato la benedizione agli atleti e ha detto: il Signore sarà con voi. E io gli ho chiesto: con che pettorale scende? C'è pure l'esercito della salvezza. Stiamo raccogliendo fondi per le prostitute, volete contribuire? No, ho detto, noi facciamo già direttamente. Piantatela. Perché non ve ne andate, tardi? Erano solo venuti a chiederti di venire su con noi. No, non voglio rovinare la festa a nessuno. Anzi, ho cambiato idea. Io ci vengo su in partenza con voi, ma tu devi promettermi una cosa. Che cosa? Devi promettermi che mi metterai davanti al cancelletto. Ma senza gli sci. Basterà la sedia a rotelle. 3, 2, 1, go! Mi dai una spinta, mi butti giù. Vedrai, sarà un vero spettacolo, eh? Potrai esserne fiero. Farò una splendida discesa, te lo giuro. Non la sbaglio. Stavolta gli alberi li prendo in pieno. Go! Con il numero 2 parte l'azzurro Pocia Antonioli, uno dei favoriti su questo difficile percorso. Ho paura. Sta tranquillo. Sì, sta tranquillo, ma ho paura lo stesso. Passa il traguardo in 2 minuti, 8 decimi e 36 centesimi. Con 2, 8 e 36 McCormick ha stabilito il nuovo record della pista. Pocia Antonioli sta forzando al massimo e questa sua eruenza lo porta sovente a scomporsi e perdere così l'assetto ideale per una discesa del genere. Spettacolare caduta dell'azzurro all'uscita della Sertorelli. Intanto è sceso in pista Cesare Anzi, uno dei componenti del quartetto di punta della squadra azzurra, che dopo il forzato ritiro dalle corse di Marco Pozzi vede in Gustavo Töni, Pocia Antonioli, lo stesso Cesare Anzi e Micio Sosio i punti di forza della nostra squadra. Parte ora Gustavo Töni, il portabandiera dei nostri colori.
lo stile fluido di Tony ci appare oggi quasi contratto, come se ci fosse qualcosa nel grande campione che gli impedisce di correre con quella scioltezza e quella facilità che gli sono congeniali. Minuti, 10 secondi e 76 centesimi per Gustavo Tony. Peccato, un tempo troppo alto per permettere al nostro campione di entrare in zona medaglia. Go! Ed ecco ora col numero 21 Micio Sosio, l'ultimo componente della ex Valanga Azzurra, sul quale si appuntano le residue speranze dei nostri tecnici e dei nostri tifosi. Three, two, one, go! Stai giù, non mollare. Non posso, non ce la faccio. Sei un vigliacco. Vigliacco un par di balle. Non voglio finire come Marco. Marco, Dio santissimo, Marco. Perdonami, ma non ce la faccio. Non ce la faccio. Non voglio rompermi anch'io. Marco, non voglio finire su una carrozzella per il resto dei miei giorni. Piano, ecco. Bene, così. Buongiorno, professore. Allora? La lesione ossea può dirsi ormai ricomposta. Anche i fasci nervosi sono in fase di ricostituzione. Non ci sono atrofie e non ci sono recisioni. Mi scusi, ma in termini più semplici che significa? Beh, significa che dal punto di vista clinico non c'è niente che impedisce il recupero. Con delle cure adatte potrebbe anche tornare a camminare, anche se si comporta come se non volesse. Ma perché? Evidentemente c'è un blocco psichico, un rifiuto mentale, qualcosa che gli impedisce di lottare. Le ossa si possono aggiustare, ma qui è più difficile. Grazie. Hai capito, signore? Sei guarito ormai, puoi tornare a camminare. Certo! Ho solo bucato una gomma. Non ho mica fuso il motore. Una bella revisione e via tutto. Dai, non fare il buffone, sforzati sul serio. Come no? Sta a vedere, forza, fai scattare il cronometro. Ecco a voi lo sprint del paraplegico. Anche a noi ci si è rotto qualcosa dentro.
Non riusciamo più ad attaccare. Abbiamo paura e il cronometro se ne accorge. Ma se vogliamo aiutare Marco, dobbiamo farcela. Se noi torniamo a vincere, anche lui troverà la forza di camminare. E la smetterà di dire che è colpa sua. Sentite un po', tra quanti giorni si corre a Venga? Fra una settimana. È l'ultima occasione che ci rimane, ragazzi. Se non vinciamo neanche stavolta, stiamo per un anno a sputare in aria e aspettare che ci ricada in faccia. A Vengen ci vengo anch'io. Eh? Cos'è, uno scioglilingua? No, Pocettino, è semplicemente quello che ho deciso. Vengo anch'io con voi. E perché? Ogni volta che ho seguito la squadra qualcuno di voi ha vinto, no? Eh già, e al mister chi glielo dice? Col mister ci parlo io. Al primo posto c'è Müller, no? Guardate come passa la S. Lascia correre gli sci. Li lascia correre molto bene. Anticipa e va dentro tranquillamente. Adesso guardatevi voi invece. All'ingresso della curva tenete troppo gli sci. Vi rialzate. Ma soprattutto non lasciate correre gli sci. Comunque non la vedo male. A questo punto chi è che ci batte? Tutti? Cosa fa, il melagrammo? Guardate Reed, guardate. Rientra benissimo, anticipa la seconda curva e giù fino in fondo. Chi ha fatto i tempi migliori sul piano? Gli svizzeri vanno come schegge. Sono loro gli unici pericolosi. Lo credo, hanno azzeccato la preparazione degli sci. Dovremmo fregargli lo ski man, è lui che conta. Senza di lui gli elvetici... Stanotte non nevica, domani possiamo farcela. Oggi in prova andavo giù così forte che non ho avuto neanche il tempo di dirmi bravo. Al traguardo c'era uno muto, ma appena mi ha visto arrivare si è messo a gridare: sei grande, sei un dio, sei il più forte di tutti, Era meglio se rimaneva muto. Se no doveva dirti sei uno scemo, il più grande scemo che sia mai esistito. Ma che cacchio vi è saltato in mente? Volevate truccare la gara, eh? Ma che cacchio stai dicendo? Sto dicendo che avete combinato un casino che non finisce più e adesso vogliono squalificarvi tutti. E che cosa avremmo fatto noi? Avete cercato di corrompere lo ski man degli svizzeri per fargli sbagliare la preparazione degli sci. E chi sarebbe andato a parlare con lo ski man? Questo non l'ha saputo dire, ma che fosse un italiano era disposto a giurarlo sulla Bibbia. Tipico dei protestanti. E così hanno pensato subito a voi. Vi conoscono tutti. I 4 dell'Apocalisse. Se trovo quel figlio di puttana che ci ha combinato questo casino... L'hai già trovato. Con tutto il rispetto che ho per mia madre, la figlia di puttana sono io. Ma state tranquilli, lo andrò a dire subito al comitato, che è stata un'idea mia e che voi non c'entrate per niente. Ma va, come se fosse così semplice. Non ti crederà nessuno, è inutile. Penseranno alla solita balla, che abbiamo trovato un finto colpevole per salvare la squadra. E allora? E allora? Bisogna assolutamente trovare una soluzione. Bisogna inventare qualcosa. Un colpevole credibile. Ecco, tu per esempio, Micio, tu ti autodenunci e dici che è stata un'idea solo tua.
Ma così mi squalificheranno per un sacco di tempo. Ma sei ancora un boccia. Hai tanto tempo davanti a te per le gare. Se va fuori lui, vado fuori anch'io. Se va fuori lui, andiamo fuori tutti. Gustavo, tu rimani fuori. A Miretta, hai un passato da difendere. Ma ho anche un futuro. E non posso ammettere che sia Micio l'unico a pagare. Gustavo ha ragione. Di quello che ha fatto Anna siamo responsabili tutti. Ma chi volete salvare? Quella parte di noi che non corre. Anche finendo nella merda? Tanto è l'ultima cosa che ci manca. Non sarà piacevole, ma lo faremo insieme. Scusatemi, io non credevo che... Ma come ha fatto lo Schimena a dire che era un uomo quello che lo voleva corrompere? Mi ero messa un berretto in testa. Certo che solo uno svizzero poteva scambiare Anna per un uomo. Insomma, è scoppiato un tale casino che anche se poi è venuta fuori la nostra innocenza e la nostra buona fede, la federazione ha pensato bene di metterci da parte, affibbiandoci una sospensione che ci tiene lontani dalle gare per il resto della stagione. D'altronde, visto che comunque non si vinceva, gli è venuto anche comodo metterci in castigo. Ma sì, chi se ne frega. Tanto ormai siamo stufi di questa vita. Con rischio ogni momento di romperci l'osso del collo. Vuol dire che ce ne torniamo a casa e che d'ora in poi usciremo solo per divertirci. Se stanotte nevica, domani usa questi. Grazie. Ho tanta voglia di piangere. Anch'io. E adesso forza, prova ad alzarti. Non ce la faccio. Per 15 anni ti sei sventrato con gli allenamenti e adesso ti stanchi dopo mezz'ora. Ma sai, quella dell'italiano che era stato catturato dai cannibali? Prima gli tagliarono le braccia e le gambe. E poi lo buttarono nel fiume e gli dissero: se arrivi dall'altra parte sei salvo. Logicamente erano convinti che affogasse. Ma appena l'italiano toccò l'acqua, zip! Volò sulle onde come un motoscafo. Passò le rapide, i mulinelli e arrivò dall'altra parte. I cannibali sbalorditi gli andarono dietro di corsa. Oh, ma come hai fatto? È quello. A me, quando mi fate così, mi girano le balle e mi funzionano come un'elica. È arrivata la sussistenza! Ehi là, cos'è? Ciao ragazzi! L'ho beccata a 1 chilometro di distanza. La mia invece l'ho presa senza sparare un colpo. E come hai fatto? M'ha visto e si è arresa. Il latte è fresco di giornata, lo muto io. Appena ho finito la vacca si è voltata e mi ha detto: sono 3 anni che mi tocchi le tette, quando è che mi baci in bocca? Stasera vi organizziamo una cenetta coi fiocchi e poi andiamo tutti fuori a far baracca, che ne dite? Bell'idea. Come va, Poch? Una goduria, lavoro con mio padre. E Cesare? È andato in America. Bravo, sempre con le gemelle? No, con una più grande, la madre, e si è fidanzato con tutte e 3. Deve aver confuso il piacere della casa con la casa del piacere. E tu, Marco? Dai, facci vedere come ti alzi, facci Frankenstein. Imbecille. Ah, scusa, era solo una battuta. L'hai detta. Ora te ne puoi andare. Ma dai, Marco. Vattene. Andate via tutti. Anche tu, Gustavo, che ci stai a fare qui? Perché resti? Per me o per Anna? Ti ho visto come la guardi, sai? E che cosa dovrei dirti? Chi se ne frega? Una perduta, 100 trovate? Se perdo lei, io non ne troverò 100. Non ne troverò neanche una. Marco, ti prego. Vattene anche tu con lui. No. Prenditela, Gustavo. Hai perso tutto per colpa mia, no? Prenditi lei. È il mio risarcimento danni. E ora forza. Vattene. Vattene! Devi prima ascoltarmi. Va via. No. Via! Andate via! Andate via!
Avete sentito cosa ha detto mio figlio? Devi capirlo, Gustavo, e devi perdonarlo. La malattia rende egoisti. Sono tanti giorni che non vieni più su. Non avercela con Marco. E neanche con me. Quel fisioterapista che le hai mandato è molto bravo, sai. Ma ti costerà un mucchio di soldi. Non molto. E allora perché hai sospeso i lavori dell'albergo? Ti voglio bene, sai. Ma non puoi lasciarlo. Neanche tu lo vorresti. Non vuole alzarsi, vero? Forse credi che l'unico modo per non perdermi sia di restare così, ma non lo sa neanche lui. E tu, lo sai? Che cosa cambia? Fa qualcosa, Gustavo, ti prego. Fa qualcosa. Vorresti tornare a correre? E la squalifica, te la sei scordata. La squalifica ormai è quasi finita. Potrei rientrare per il campionato del mondo. Ma lo sai qual è la prima gara? Kitzbühel. E su quella maledetta pista, oltre a Marco, si è rotto qualcosa anche dentro di te. Lascia perdere, Gustavo. È stato bello, un gran bel periodo, ma è finito. T'ho chiesto un aiuto, non una predica. Che posso fare? Hanno messo da parte anche me. Mi hanno accusato di aver tardato il rinnovamento. Avanti i giovani, hanno detto. Ma dove sono i giovani? Comunque, fossi in te, lascerei perdere. Grazie per il consiglio, ma non cambio idea. Ho provato a dirlo ai dirigenti federali. Ma dicono che se anche tornassi a gareggiare non saresti più quello di prima. Tanto vale lasciare spazio a un giovane. Dai, Boccia, scendete! Gli ho anche chiesto di poterti tenere come allenatore, niente. Non puoi essere riammesso in squadra e non puoi avere incarichi. La tua squalifica deve essere un esempio, mi dispiace. Ciao, Gustavo. Ciao. Bentornato, Vieni giù con noi. Ciao, campione. Quegli sci li conservo. Se vuoi sono sempre tuoi.
T'arrendi anche tu. Anche per te o si è campioni o si è niente. Mi avevi chiesto di fare qualcosa, ma io so fare solo quello. E adesso dici basta. Ho capito, Marco. Mi ci è voluto del tempo, ma l'ho capito. Ora so cosa si prova a sentirsi paralizzati dentro. A non avere più voglia di lottare, perché lottare non serve. L'ho provata anch'io quella delusione. È la paura. La paura che ti metti il domani perché non sai com'è fatto. E così vuoi chiuderti nella tua solitudine e recitare la parte del fallito. Vuoi metterti in concorrenza con Marco. Ma si può sapere che cacchio di uomini siete? 2 falliti e come fanno 3? Ma io vi mando tutti a quel paese. Sono venuta a chiederti aiuto. È questo l'aiuto che sai darmi? La scelta tra un vinto e un paralitico. Stammi a sentire, uomo. Per farti smuovere da qui, sono disposta anche a violentarti. Ma così non ti lascio. Non mollare, Gustavo. Ti prego, non mollare. Fallo per me e per te. Bisogna tener duro, non mollare mai. L'esperienza insegna questo. Più passa il tempo e più bisogna faticare, se si vogliono raggiungere dei risultati. Eseguire gli stessi esercizi 10, 100, 1000 volte, fino al momento in cui diventano tuoi. Li puoi dominare, li affronti con sicurezza. Un salto, una torsione, un piegamento ripetuti fino alla nausea ti permettono poi sulla neve di essere pronto a qualsiasi sollecitazione, di affrontare una curva, uno schuss con calma, con sicurezza. E mai come questa volta avrò bisogno di calma e sicurezza. Per me e per Marco.
Ma che ci fai qui, tappato al buio? Mancano 5 giorni. A cosa? A Kitzbühel. Non mi interessa. A me sì, torno alle gare. Ma sei impazzito? No, e tu verrai con me. Neanche morto. Non voglio più rivedere quel posto. Lo rivedremo insieme. E ti prometto una cosa. O torniamo tutte e due in piedi, o torniamo tutte e due, prendi, su una sedia a rotelle. Sei pazzo, io non vengo. Ho detto che verrai con me, a meno che non ti alzi da quella sedia e mi cacci fuori di qui a calci nel sedere. È una buffonata, Gustavo. Non ti lasceranno correre. La federazione mi ha dato il nulla osta. E con questo non hai più punteggio internazionale. Sei uscito dalle classifiche e scenderai con un numero di merda quando è tutta una buca. In un modo o nell'altro da quella maledetta pista ci vengo giù. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, o Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Signore, ci rivolgiamo con la nostra preghiera. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. E lei che c'entra? Deve decidere. Eccola lì la Strife. Brutta bastarda. Non montarti la testa, Gustavo, fra poco scende uno più veloce di te, il sottoscritto. Quelli in poltrona si divertono di più se ci vedono volare. Gli piace il rischio, quello degli altri. Se qualcuno vi volesse dare una coltellata al cuore non lo troverebbe nemmeno, e per la paura vi è arrivato in gola. Adesso sto giocando, ma quando scenderai tu pregherò sul serio. Attento alle ossa, campione! Ciao. Ciao, come va? Sei arrivato? Beh, sembra di sì, visto che sono qua. Vuoi qualcosa? Sì, un numero per la gara. Come faccio? Siamo al completo. Sono 5 gli italiani ammessi a fare la discesa e siamo proprio 5 in squadra. Mi dispiace. Mi dispiace, ma non sai dire altro. Mi dispiace. Stammi a sentire. Non è facile per me parlare, lo sai. Ma io sono qua. E da quella pista ci voglio scendere. Potremmo anche rimetterti in squadra, ma dovremmo levare il numero a uno dei ragazzi. Questo è un ricatto. È una carognata che non ho mai fatto e che non farò mai. Gustavo, ti darò il mio. Non è un gran numero, ma è meglio che niente. Non posso accettare. E perché no? Non sono in forma. Ammesso che restassi in piedi, che farei? 30°, 40°. E poi ho un debito con te, non te lo ricordi? Mi hai regalato una cosa difficile da capire, l'amicizia. E questo è l'unico modo che ho per dirti che non l'ho buttata via. Grazie. Ultima giornata di prove, qui sulla pista di Kitzbühel, prima dell'attesissima discesa libera di domani valevole per la Coppa del Mondo. I migliori tempi in prova sono stati fatti dai favoriti d'obbligo, cioè Klammer, Müller e Kenry. Tra la sorpresa generale prenderà invece il via domani anche un vecchio campione, Gustavo Töni, in quella che potrebbe essere una patetica e impossibile sfida contro il tempo, ma soprattutto contro se stesso. Marco ti manda a dire di non fare follie. E te?
Qualunque cosa ti dicessi, mi staresti a sentire. Provaci. Non correre. Mi hai chiesto di fare qualcosa e questa è l'unica cosa che so fare. Indovina chi sta arrivando? Voi? Sta gelando. E da dove vedrai, venite? domani la pista terrà perfettamente. È meglio il ghiaccio che le buche. Puoi farcela. La pista è tutta una lastra di ghiaccio. Ghiaccio verde come il giorno dell'incidente di Marco. Gustavo, ti prego, dammi retta. Non andare. Te mettiti vicino al traguardo e aspetta. Gli atleti si preparino. Tra 4 minuti avrà inizio la gara. Gli apripista e il numero 1 pronti in partenza. Ten. 5. 1. Go! Steve McCormick passa al primo intertempo in 47 secondi e 84 centesimi.
McCormick passa al secondo intertempo in 1 minuto 48 secondi e 24 centesimi. Vai. Ecco in questo momento l'americano Steve McCormick taglia il traguardo. Nummer 8, 2 Minuten, 2 Sekunden und 94. Tempo di McCormick 2 minuti, 2 secondi e 94 centesimi. McCormick si è avvicinato al record della pista detenuto da Franz Klammer con 2:46. Go! Reuter è caduto all'Ausberg. L'austriaco Franz Stock taglia il traguardo. Nummer 11, 2 Minuten, 3 Sekunden und 45. Tempo di Stock 2 minuti, 3 secondi e 45 centesimi. Stock si piazza al secondo posto della classifica provvisoria alle spalle di McCormick. Che lo svizzero Paolo Nemi, numero 34, effettua una terrificante caduta. Per fortuna pare che l'atleta non risenta delle conseguenze dello spettacolare volo. Il numero 35, il francese Maurice, cade anche lui all'Ausberg. Sempre all'Ausberg cade il numero 36, cecoslovacco Varankleda. Go! 2, 1, go! Go! Sono ormai rimasti in gara soltanto i numeri alti e la classifica provvisoria può dirsi quindi definitiva, vedendo in testa l'americano McCormick col tempo di 2 primi, 2 secondi e 94 centesimi, seguito a poco meno di un secondo dall'austriaco Stock. Sentiamo Paolo Valenti se possiamo tenere il microfono fino all'arrivo di Tony. Paolo, mi senti? Possiamo tenere la linea? D'accordo allora, grazie. Col numero 62, quindi inevitabilmente tagliato fuori da ogni possibile inserimento in classifica, e cioè da ogni possibile inserimento tra i primi 10, parte ora Gustavo Teni. 1, go!
Al primo intertempo Gustavo Töni passa in 47,65 centesimi. La prodigiosa discesa di Töni pare insidiare la vittoria a McCormick, che è attualmente al primo posto con il tempo di 2 minuti, 2 secondi e 94 centesimi. Il tempo di Töni al passaggio è di 1 primo e 47 secondi. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 2 minuti, 2 minuti e 1, 2 minuti e 2. Nummer 20, vai und 95. Il tempo di Töni è di 2 primi, 2 secondi e 95 centesimi. Per un solo centesimo di secondo, Gustavo Töni è stato sconfitto dall'americano McCormick. Partito con il numero 62, Töni ha compiuto il miracolo di scavalcare tutto il plotone di agguerriti avversari e conquistare così il secondo posto alle spalle di McCormick, da cui lo separa un solo centesimo di secondo, che calcolato sulla lunghezza della pista e sulla velocità media del percorso è equivalente, diciamo, a circa 7 centimetri. Cioè, su un percorso lungo 3000 metri, Töni è arrivato secondo per soli 7 centimetri di scarto dal vincitore.